Ormai tutto pronto per la seconda corsa, il premio Eveo. Sono 11 puledri di 2 anni. Andiamo a leggere lo schieramento. 1 Blue Dancer, Andrea Baveresi. 2 Bio Bio dei Greppi, Sandro Miraglia. 3 Brigiarella Rec, Roberto Vecchione. 4 Bideale Par, Vincenzo Castiglia. 5 Belengrad, Patrizio Baldi. 6 Boy Chuck SM, Vincenzo Piscoglio. In seconda fila 7 Bahama dei Greppi, Vincenzo Mango. 8 Babilonia Baba, Antonio Greppi. 9 Bumsi, Gianvito D'Ambroso. 10 Budweiser Matley, Emanuele Migliori. 11 Best of Dream Trio, Marco Stefani. Rapporto di scuderia tra i numeri 1 e 7. Vediamo, ci sembra il numero 11 di Best of Dream Trio rimasto fuori corsa. Stacco della macchina, veloci, Bigiarella Rec, il numero 6 di Boy Chuck SM. Insiste l'allievo di Vincenzo Piscoglio, ma con l'ausilio della curva Bigiarella Rec rimane al Numero 6 comando. Boy L'errore Chuck SM di squalificato. Boy Chuck SM, Numero l'errore anche 3 di Bigiarella Rec squalificato. ed è quindi Vincenzo Numero Castiglia 11 che ne Best of approfitta Dream Trio con squalificato. Bideale Par e prende il comando dopo 200 metri in 15,7 in vantaggio, quindi il figlio di Ideale Luis che conduce davanti a Bio Bio dei Greppi. Poi in terza posizione Blue Dancer con Andrea Baveresi a precedere Bahama dei Greppi. Intanto 400 van via in 31,6, sempre in vantaggio Bideale Par, cavallo al debutto di Vincenzo Castiglia. Tanto arriviamo ai 600, avanza al largo Belengrad, 600 metri che van via in 49 scarsi, addirittura 17,3 parziale della curva. Siamo al passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Bideale Par. Seconda posizione per Bio Bio dei Greppi che cerca di riavvicinarsi davanti a Blue Dancer, mentre avanza al largo il numero 9 di Boom Sì sul cedimento di Belengrad. Prova a spostare anche Emanuele Migliori con Budweiser Matley. Intanto però viaggia ancora spedito Bideale Par con Vincenzo Castiglia e arriva Ripetiamo, al numero 6 chilometro Boy Chuck in SM 1:20 e 8 squalificato. con 16,1 per la curva. Bio Bio dei Greppi sempre in seconda posizione davanti a Blue Dancer, poi avanza al largo Boom Sì, sempre in quarta posizione lungo la corda Bahama dei Greppi, ma il figlio di Ideale Luis intanto fa un'altra frazione veloce in 15,6 e prende vantaggio su Bio Bio dei Greppi che cede, ne approfitta Bumsi per sistemarsi secondo e prendere fiato, ma avanza largo anche Antonio Greppi con Babilonia Baba, la figlia di Nadal Shiba di Andrea Sarzetto che affianca il battistrada. Siamo a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 16,3, Babilonia Baba prende vantaggio e cerca di allontanarsi, ma cerca di rientrargli anche Bideale Par, ma Babilonia Baba viene a vincere al debutto davanti a Bideale Par, mentre ancora terzo Bumsi su Blue Dancer. 1,19,5 la media al chilometro, la vittoria per Babilonia Baba. Antonio Greppi alla guida, Andrea Sarzetto al training per la scuderia degli Anelli. La figlia di Nadal Shiba e Firiel viene a vincere al debutto dopo bello spunto ai 600 finali e a battere un comunque valido Bideale Par. Mentre rivediamo per il terzo probabilmente Bumsi si è difeso da Blue Dancer. Rivediamo comunque perché i due sono molto vicini. La vittoria di Babilonia Baba su Bideale Par, mentre per il terzo consigliamo di aspettare il responso del giudice d'arrivo perché i due sono molto vicini. Probabilmente, ma dico molto probabilmente, Bumsi è terzo, ma aspettiamo il giudice d'arrivo. La quota per Babilonia Baba 4,73.